Ben ritrovati amici di Matto Scacco, meno 2 giorni all'uscita del corso più importante sulla strategia a livello europeo, qualcosa di devastante. Allora parliamo ancora di strategia, ma prima di arrivare a questo punto rivediamo velocemente come i due giocatori in questa partita del 1962 tra Stein contro Portisch sono arrivati a questa posizione. Andiamo molto velocemente, una fantastica siciliana, dove a un certo punto la struttura pedonale, diciamo, del nero diventa un pochettino rovinata e ci fermiamo proprio in questa posizione. Quindi analizziamola insieme, proprio come abbiamo fatto anche nel video di ieri. Partiamo dalle cose semplici. Sicurezza del re. Devo dire che sicuramente la posizione di entrambi i re sembra abbastanza sostenibile per il momento. Forse leggermente preferibile il nero perché ha tutti e tre i pedoni davanti, anche se i pezzi del bianco sono molto attivi e molto velocemente possono portarsi nei pressi del re avversario. Entrambi i giocatori hanno la coppia di alfieri. Numero di pedoni siamo 3-6 e 3-6 per il nero, un cavallo a testa, regina e torre, parità di materiale. Struttura pedonale, qui quello che possiamo vedere sono questi due pedoni isolati per quanto riguarda il nero, mentre il bianco ha solo questo pedone isolato, quindi una leggerissima struttura pedonale migliore per il bianco. E per quanto riguarda l'attività dei pezzi abbiamo un alfiere forte che però va su una diagonale dove non c'è il nulla, un altro alfiere che comunque sta compiendo un buon lavoro, e questo sono gli alfieri del nero. Dall'altro lato invece il bianco ha un alfiere pessimo, e si dice sempre che quando l'alfiere si trova all'interno di una catena di pedoni si dice sempre in modo simpatico che è un pedone un po' cresciuto. Quindi abbiamo un pedone un po' cresciuto che è questo alfiere campochiaro e un pedone che ha una buona diagonale dove eventualmente si può prestare a sacrifici e cose varie. Una torre molto attiva che può fare molto velocemente la famosa manovra dell'ascensore ormai tipica, e una donna che può portarsi in gioco facilmente via F3 oppure via E1 e andando in H4 o in G3. Questa è la situazione. Ora la mossa spetta al bianco e in questa posizione ti chiedo di prenderti del tempo, di mettere in pausa il video e di provare ad architettare un piccolo piano. Ripeto, non c'è bisogno di 40 mosse in avanti, 1, 2, 3 mosse che ti facciano in qualche modo portare avanti la situazione e te la facciano migliorare. Quindi metti in pausa il video, se vuoi riporta la posizione su scacchiera, ragionaci e ci vediamo tra pochissimo. Bene, io credo che tu abbia fatto questo esercizio e hai trovato una mossa buona per il bianco. Ancora una volta, prima di arrivare subito alla soluzione, mi piace prima cercare un pochettino altre possibilità. Allora, qui sicuramente avrai preso in considerazione alfiere G5, che sbagliata non è sbagliata. Alla fine va sempre il principio portare in gioco tutti i pezzi, completare lo sviluppo, quindi alfiere G5 sbagliato non è. L'unica pecca di alfiere G5 è che dopo cavallo in E8, è vero che il cavallo ora qui è molto passivo, ma prima o poi il nero giocherà F6 costringendoci a perdere un tempo. E a quel punto mi chiederei dove mettere l'alfiere e che senso potrebbe avere in H4 o in D2. Quindi forse per questa ragione potrebbe risultare prematura. Ripeto, non è un errore. Altre idee, che cos'altro si poteva fare in questa situazione? Si può pensare magari veramente di giocare un torre F3 con l'idea di portarla in attacco, ma bisogna avere bene in mente chiaro il piano. Per esempio torre F3, torre G3 può essere interessante, bisogna capire se è troppo lenta o se c'è qualcosa addirittura di più immediato. Qualcuno, magari con un occhio un pochettino più tattico, avrà potuto vedere magari anche torre 1, con l'idea che se il nero perda, se la posizione del nero rimanesse invariata, per esempio con una mossa totalmente casuale come A5, seguirebbe il sacrificio di cavallo su G7, stanando il re, sacrificio di torre sul cavallo, e a questo punto qui siamo in una rete di matto. Donna H4, il re è costretto a tornare verso est, a questo punto entra in gioco anche l'altro alfiere, scacco, il re ovunque vada, sia che vada in G6 o in G8, la partita finisce in ugual modo, con l'idea di dare scacco matto in G7. Quindi complimenti anche se hai visto questa
questa continuazione di donna E1. L'unica cosa, anche questa non è sbagliata donna E1, ma non è detto che il nero faccia una mossa casuale. Per esempio il nero può giocare sempre cavallo E8 con l'idea di difendere il G7, allora non c'è più il sacrificio. Quindi noi dobbiamo sempre considerare la risposta migliore da parte del nostro avversario. E allora, qual è la mossa migliore in assoluto anche secondo il motore? Allora, quelle mosse che ti fanno guadagnare tempi, quelle mosse che sono forzate, cioè che fanno sì che il tuo avversario risponda in un determinato modo, sono sempre le mosse migliori. E questa mossa risponde a donna in E2. Attaccando il pedone a 6, guadagnando un tempo, e intanto ho tolto la regina dalla prima traversa, quindi ho sviluppato la regina. Ma ovviamente il piano non era attaccare questo piccolo pedone, perché ora il nero tranquillamente può togliersi dall'attacco, ma il vero piano era quello di riuscire a supportare alfiere in C4. E ti spiego perché il piano corretto è questo. Torniamo un attimino indietro. Allora, noi possiamo vedere che veramente questo alfiere è bruttissimo, quindi un'idea può essere quello di cambiare questo alfiere bruttissimo con questo alfiere che è molto carino del nero, quindi questa idea numero 1. Idea numero 2 qual è? L'idea è che la maggior parte dei pezzi del bianco che sono in attacco, ossia questi a est, attaccano sulle case scure. E sembra proprio che se debba esserci un qualche tipo di attacco, avverrà sulle case scure. E giocando donna E2, guadagnando il tempo e andando a cambiare gli alfieri, dopo il cambio di alfieri questo cavallo in F5 sarà un mostro e veramente potrà dedicarsi a sacrifici su G7, in H6, eccetera, eccetera. E se il nero deciderà di giocare alfiere per F5, beh, qui credo che abbiamo semplicemente la partita vinta in 1000 altri modi. Svilupperemo l'alfiere, raddoppieremo le torri sulla colonna F, è veramente la fine del mondo. Quindi eccolo qual era il semplice piano che stava dietro questa posizione. Ancora una volta potevamo scegliere di vedere la posizione da un punto di vista tattico, quindi per tutti quei giocatori che hanno pensato a donna in E1, si poteva pensare al alfiere G5, una mossa normalissima, buona, ma la mossa migliore in assoluto era in questo caso donna in E2. Tempo sul pedone, il nero è costretto a perdere un tempo e a questo punto arriviamo subito al nocciolo della questione, il cambio degli alfieri. Ora ti faccio vedere velocemente come è proseguita la partita, ma è finita da qui a poche mosse dopo. Il re va in H8, il nero non ha giocato in maniera molto precisa, adesso arriva veramente alfiere G5, ti faccio notare che questo tipo di cattura avrebbe sì imbruttito questi pedoni, ma forse sarebbero stati buoni più per il nero che per il bianco. Alfiere G5, il cavallo ovviamente era meglio in E8 perché D8 abbiamo detto che guarda la casa in G7, invece il cavallo va in D7. Torre in A va in D1, tutti i pezzi in attacco, questa è la regola base degli scacchi, tutti i pezzi in attacco. Questo cavallo tiene l'alfiere C7, senza il cavallo possono esserci tatticismi, il cavallo tiene la casa F6, senza il cavallo possono esserci tatticismi, cavallo in B6 con l'idea di attaccare questo alfiere, però ora è troppo tardi. Arriva il sacrificio in G7 con l'idea di alfiere in F6 e velocemente si perde donna H5. Io penso che ci sia tutto in questa situazione. Ovviamente il nero non abbocca, decide di giocare alfiere per C4 con attacco su donna e torre, ma qui la partita è comunque finita. Alfiere in F6. Qui il bianco lascia impresa la donna, questa donna non si può catturare, poiché a seguito di alfiere per E2, qui la partita finisce all'istante. Come? Semplicemente con alfiere F5 scacco, unica via di fuga, e alfiere in H6 scacco matto. Fantastico, fantastico. Ovviamente quindi il nero non cattura, gioca alfiere in E7, ma dopo donna F3 essenzialmente abbandona perché ci sia sempre lo scacco di scoperta del cavallo. Su una cosa di questo tipo in questo momento c'è la regina che addirittura fa le veci dell'alfiere, che è anche meglio. Quindi partita fantastica. Ancora una volta, che cosa voglio sottolineare con questa semplice posizione, semplice no, ma con questa semplice manovra, ossia donna E2, alfiere C4,
Che cosa voglio sottolineare? Che spesso, anzi nella gran parte dei casi, i piani semplici, lineari, di poche mosse ma ben chiare, con un'idea ben precisa alle spalle, sono meglio di mille mosse in avanti che poi magari calcoli male, c'è la fregatura. Meglio giocare solidi e andare chiari dritto per un obiettivo strategico. Bene ragazzi, ci vediamo domani col terzo video sulla strategia e poi ci sarà una bella sorpresa per voi. Ci vediamo presto, ciao!